Grazie alle ceramiche possiamo ricavare informazioni sulla vita quotidiana antica. Bisogna sapere che erano molto diffuse nel mondo romano e venivano utilizzati per vari scopi, dall'uso domestico a quello funerario. Dalla parola latina aretium, proprio perché era una tecnica tipica dell'Italia settentrionale. Presentava vasellame molto vario che, accanto ad esemplari di grande finezza, ne presentava altri di poco pregio. Questa coppa è di produzione gallica e di imitazione aretina. È realizzata in terra sigillata di colore rosso corallino e la sottigliezza delle pareti la rende piuttosto pregiata. È divisa in registri e, partendo dal fondo, presenta motivi floreali, foglie d'acqua, tra i quali si scorgono piccoli animali. La fascia sovrastante, più sottile, è decorata con motivi geometrici. Sappiamo da fonti tratte da scrittori dell'antica Roma che i banchetti dei Romani erano ricchi e chiassosi. I pasti abituali dei Romani erano generalmente tre: ientaculum, la prima colazione, prandium, la seconda colazione di mezzogiorno, e la cena. Era il pasto fondamentale della giornata e si articolava in tre momenti: il gustus, l'antipasto, la cena basata su carne o pesce accompagnato da vino bevuto caldo, allungato con acqua o semplicemente puro. La secunde mense, che comprendeva i dolci quali focacce al miele e frutta. Quando il banchetto si protraeva fino a ore tarde, aveva inizio il commissazio, una serie di brindisi il cui numero dipendeva da varie circostanze, come ad esempio il numero degli anni. Il vino era posto in un grosso vaso, chiamato crater, nel quale vi si aggiungeva dell'acqua calda. Poi veniva attinto per mezzo di un mestolo chatus e versato nelle coppe. Le coppe per le bevande potevano essere larghe, senza piede né manico, oppure alte, con manici ad ansa e piede. Che cena, fabullo mio, da me tra pochi giorni, se gli dei vorranno, e se porti una cena buona e ricca, non senza una bellissima ragazza, vino, spirito e risa in quantità. Con questo contributo, bello mio, dico che cena. Sì, perché la borsa di Catullo contiene ragnatele. Ricambierò con sentimento vero e con una finezza deliziosa. Ti darò un profumo che alla mia ragazza hanno donato amore e bramosia, che se lo fiuti pregherai gli dei di farti diventare tutto naso.